Quello che noi abbiamo cominciato da tempo, l'anno scorso avevamo presentato un progetto alla Biennale di Architettura di Venezia che si chiamava Rethinking Happiness e che voleva ragionare in termini operativi su quello che è una riflessione su nuove comunità che si possono formare, cogliendo in particolare certe peculiarità dal punto di vista delle attività produttive o di quello che si svolgeva di certi posti, la gran parte nell'area veneta. Quello che era venuto, che era emerso come tema successivo che abbiamo cominciato a sviluppare con dei corsi all'università è andato sotto il titolo Coltivare una comunità. Coltivare una comunità partiva dall'idea da un'idea molto agricola all'inizio, cioè di aziende agricole abbinate a una vita residenziale, a una vita di lavoro, ma con quello che è stata l'accelerazione degli eventi in questi ultimi tempi ci siamo sempre più concentrati sul capire cosa significa riuscire cosa significa produrre un pensiero progettuale rispetto a quelli che sono stati i rapidissimi cambiamenti di questi ultimi tempi. Voglio dire, si è passati, noi all'inizio avevamo sempre ragionato sull'idea di dire com'è che un progetto contemporaneo, una progettualità contemporanea significa quel momento in cui il progetto, la progettualità incrocia una criticità. Queste criticità negli ultimi mesi soprattutto sono passate di valore e sono diventate emergenze o crisi. Quello che viviamo, o diciamo secondo me è l'ansia che stiamo vivendo, è di come ci si sente tante volte completamente impotenti di fronte a questi grandi eventi. L'idea di coltivare una comunità, quello di cui mi piacerebbe capire a che punto si può arrivare nel discorso di questa sera, è proprio di dire come da questa passività si può innescare un pensiero progettuale in grado di produrre dei temi progettuali che abbiano un nome e un cognome, che vanno a individuare diversi aspetti di quello che è una possibilità di sviluppo col futuro che ci troviamo davanti, e era interessante per noi, proprio come principio, capire come, partendo da una situazione di tabula rasa, possiamo mettere insieme gli ingredienti ideali per affrontare questi problemi. Cioè, per quanto riguarda la mia provenienza disciplinare, di dire mettiamo da parte quello che è il lavoro specifico di ognuno e vediamo come mettendosi insieme possiamo arrivare a costruire delle soluzioni dei problemi o dei progetti nuovi che fanno intravedere uno sviluppo. Domenica scorsa c'era un articolo di Aldo Bonomi sul Corriere della Sera che affrontava dal punto di vista sociale questo tema e per cui mi interessava molto capire qual è il suo punto di vista, e dall'altra parte il fatto che ci sia qui Juan Palermo secondo me è molto stimolante per capire come tutta la tematica del paesaggio rientra nel tema della comunità e quali sono le esperienze che lui può portare per raccontare quello che conosce lui, per quello che ha fatto lui e che sta succedendo nel mondo in tal senso rispetto al momento di crisi che viviamo. Quindi passerei la parola ad Aldo Bonomi. Grazie. Mi sentite? Sì? Anche in fondo?
Reagendo al titolo che molto volonteroso e presuntuoso che Aldo Cibic ha dato, coltivare la comunità, e nello stesso tempo mettendo assieme uno come me che si occupa poi di società e territorio e invece l'amico che si occupa di paesaggio, le due cose sono assieme ovviamente. Credo che non ci si possa occupare di società senza avere un concetto del bello ovviamente, questa è la mia valutazione, però partiamo da lì. Partirei dal luogo dove siamo, Aldo, che farei riferimento al Thomas Mann della Montagna Incantata. Nel Thomas Mann della Montagna Incantata viene raccontato, a proposito di comunità coltivata o difesa, viene raccontato un duello tra il gesuita Nafta e l'illuminista Settembrini. Chi l'ha letto si ricorderà che il gesuita difende la comunità contro la modernità che viene avanti. Si direbbe, uno rappresentava la Kultur e l'altro la civilizzazione, cioè la cultura, l'identità, i luoghi, il territorio, il paesaggio, la natura rispetto a ciò che viene avanti. E io credo che dovremmo partire da lì e ragionare e collocare queste cose in un territorio che ha i confini. È un territorio che si è dato addirittura un nome presuntuoso, se ben ricordo, dal punto di vista della comunità. La magnifica comunità inizia qui avanti, no? La magnifica comunità che si rapportava con Venezia, che allora era la civilizzazione, e che ovviamente difendeva i propri territori, i propri boschi, che erano la risorsa che alimentavano poi, che scambiava con Venezia. E quindi ovviamente questo continuo rapporto, e se uno si mette qua seduto si rende conto che in un pezzo di comunità che non c'è più, attraversata perlomeno da due cose, vedo due cose. Una prima cosa raccontata prima dal responsabile delle relazioni esterne dell'Enel, una centrale che è risalita a Salmone negli anni '20, che ovviamente è stata la civilizzazione, è la civilizzazione che risaliva a Salmone, veniva in queste comunità e metteva l'acqua ovviamente dentro un valore industriale. Questo era il punto, cioè, l'acqua è sempre stato un valore economico, ma dentro un valore industriale. Quindi primo manufatto della civilizzazione questo, poi da dove sono seduto io, uno guarda fuori, vede la, tra parentesi, splendida autostrada che porta a Cortina e dice l'altra civilizzazione che è arrivata negli anni 60-70, quel manufatto, avranno fatto le valutazioni di impatto ambientale, tutto quello che volete, eccetera, quella è la civilizzazione che viene avanti rispetto a questo. Dico solo una cosa, con questi piccoli esempi, dico che nel duello sotto la cascata, quello che perde è il gesuita, vince l'illuminismo, tanto per essere chiari. Nella Montagna Incantata, quello che vince è il progresso che viene avanti. Il gesuita Nafta tiene le difese della fede, del radicamento territoriale, eccetera, ma quello che vince è l'illuminismo, l'industrialismo che viene avanti. Anche nelle splendide cascate di Davos, se uno va oggi a vedere che cos'è Davos, si rende conto che ha vinto l'illuminista Settembrini rispetto a Nafta, rispetto a questo. Questo è il primo punto. E anche i due racconti dicono che noi ci siamo in presenza, rispetto al titolo che tu dai, coltivare la comunità. Direi che prima di coltivarla bisogna ragionare sulla dissolvenza della comunità, cioè come la comunità precedente si è dissolta. Se uno ha l'ambizione oggi di proporre, cosa su cui io sono d'accordo, il coltivare la comunità, prima deve ragionare come mai la comunità non c'è più e come mai la comunità si è dissolta. Coltivare la comunità è un artificio, non è partire da ciò che c'è, da ciò che è naturalmente dato.
Ciò che è naturalmente dato è scomparso con la civilizzazione. Ciò che rimane è la centrale, adesso sono molto schematico ovviamente, la centrale Enel e l'autostrada. Non puoi prescindere dalla centrale Enel e l'autostrada per ricostruire comunità e paesaggio, ovviamente, anche paesaggio. Quindi dissolvenza della comunità. Non solo, chi ha aperto il festival, chi ha introdotto i nostri lavori, l'organizzatore, il direttore, è una persona che io stimo molto, proprio per questo. Quando io ho conosciuto questo gruppo di 40 architetti, che a vario titolo lui mi ha fatto conoscere, la cosa che mi ha più entusiasmato è che loro lavoravano proprio sulla dissolvenza della comunità. Qual era la dissolvenza della comunità? I capannoni dismessi del nord-est. Quando io li ho visitati, erano un gruppo di architetti che si sono posti il problema: che cosa facciamo di quella civilizzazione impetuosa del capitalismo molecolare che ha fatto delle nostre pedemontane venete un continuum di capannoni industriali, commerciali, eccetera, in cui ci perdiamo, per cui risaliamo nelle montagne per trovare un minimo di naturalità che non c'è più, perché poi la naturalità che ritroviamo è quella dell'autostrada e di Cortina, tanto per capirci. Quindi lavorare su ciò che la comunità sta dissolvendo. Non voglio fare offesa ai nostri ospiti, ma ad esempio nella mia Valtellina non c'è un dibattito, e a me dispiace molto, sul riuso delle centrali dismesse, di A2A e anche dell'Enel, oppure su come le comunità locali possono prendere in gestione le centrali che oggi come oggi voi vi accingete in parte a dismettere perché siete su altre reti globali dell'energia, eccetera, che vi portano in Sud America, eccetera, eccetera. Quindi, ad esempio, una logica di lavorare sulla dissolvenza della comunità è ragionare cosa ne facciamo delle centrali dell'Enel che l'Enel non utilizzerà più nel modello industriale precedente, ma utilizzerà in maniera diversa. Questo significa lavorare sulla dissolvenza della comunità e sul riuso di ciò che la comunità lascia sul territorio. Quindi, prima parte del mio ragionamento, la comunità è un artificio, Aldo. Coltivare la comunità significa, per dirla con Heidegger, rispondere a un interrogativo molto semplice. Il territorio prima lo si abita e poi lo si pensa, o prima lo si pensa e poi lo si abita? Si potrebbe dire la stessa cosa per la comunità. La comunità prima la si abita e poi la si pensa, o prima la si pensa e poi la si abita? No, la comunità si coltiva pensandola, nella sua dissolvenza. Perché se tu pensi di abitare o coltivare la comunità semplicemente abitandola, ti ritrovi a mettere assieme i tralicci dell'Enel, le autostrade, quelli che vengono per andare a Cortina, e a gestire minimamente i flussi che attraverso il locale e ti adatti rispetto a questo. Dopodiché un tantinello ti incazzi e diventi rancoroso, localista, difesa di un'identità che non c'è più. Questo è il processo che, per ciò che riguarda l'unità d'Italia, abbiamo provato, no? La discussione se questo paese si basa su radicamento, sradicamento, ognuno sui suoi territori rispetto a... E poi è quello conclusivo. La raccomandazione che faccio all'amico Aldo, da Aldo, è: coltivare la comunità significa, punto primo, certo, partire da una voglia di comunità, perché la comunità si è dissolta a fronte di questi problemi, non esistono più i paesi a cui eravamo abituati, quelle comunità di paese. Cioè, figuratevi voi, lo dico proprio in sociologese. Chi mi dice che oggi come oggi, addirittura quella che per noi sociologi è l'architrave della dimensione comunitaria classica, la famiglia in dissolvenza. Vabbè, tiene la famiglia, sì, ho capito, come tiene la famiglia? Dammi i numeri delle separazioni, dei divorzi, dei conflitti che ci sono dentro le famiglie. Cioè, non è che tu puoi pensare di coltivare la comunità dicendo c'è la famiglia, c'è è tutto uguale. Non tiene più la famiglia, non tiene più l'oratorio, non tiene più la chiesa, non tiene più la forma partito. Vabbè, insomma, così. Quindi, coltivare la comunità significa però che dire, a fronte di questi cambiamenti rimane forte la voglia di comunità. Punto primo. Perché la comunità è una cosa che ti manca.
perché l'essere è un essere in comune e quindi essendo un essere in comune ha voglia di comunità. Quindi la comunità è un'assenza, però c'è un desiderio profondo di cui giustamente gli architetti, i paesaggisti, i sociologi, i politici dovrebbero occuparsi. Grande voglia di comunità, primo dato. Partendo dal fatto che la comunità è assente, debole, e ragionare che coltivare comunità significa immettersi dentro un discorso di una comunità che viene. La comunità che viene avanti, quella che verrà, è un'utopia, o se preferisci, per dirla con Foucault, un'eterotopia. La differenza tra le utopie e le eterotopie è che le utopie pensano sempre al sol dell'avvenire e all'isola che non c'è. L'eterotopia, dice Foucault, è il qui e subito, possibile, e quindi ecco che il paesaggio c'entra, perché il qui e subito è il fatto che tu vedi, guardi, mangi quello che vedi, e invece il sol dell'avvenire o l'isola che non c'è puoi solo immaginarla. L'eterotopia va collocata dentro due grandi schemi. Primo dato, uno dice bene, c'è la voglia di comunità, dove l'appendo? La prima cosa che ti viene è chiedere aiuto alla politica e la appendi alle istituzioni. Dici, la comunità che cos'è? Il comune. La comunità che cos'è? La provincia. Provincia di Belluno, provincia di Treviso. La comunità che cos'è? La regione. La comunità che cos'è? La Padania, te li inventi. Okay? E il problema è che l'epoca dell'impianto istituzionale classico napoleonico, a prescindere dalla attuale legge finanziaria in discussione che dice aboliamo le province, cioè, i piccoli comuni, aboliamo i piccoli comuni, aboliamo le province, cioè il vero problema è capire che la voglia di comunità va collocata in primo luogo dentro la crisi dei modelli intermedi istituzionali, prima cosa, perché dici voglio coltivare la comunità, vado dal sindaco e il sindaco ti dice caro mio, io ho i miei problemi, punto primo, se non ho 1000 abitanti mi vogliono abolire, la comunità non esiste più, la tolgono di nome, non la denominano nemmeno più. Se sono una provincia devo vedere che ruolo ha e l'identità che cos'è. Quindi primo dato, grande crisi. Seconda cosa, dici bene, non mi rivolgo alle istituzioni, allora guardo ai processi economici. Cioè, il nord-est ci ha scommesso per un po', no? Il nord-est pensava che la propria comunità fosse il capannone. Quale miglior comunità? La villetta, il capannone, i nanetti davanti a casa, il BMW in garage, questa è la mia comunità. Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. È finita quell'epoca anche. Ha funzionato, per 20 anni l'identità del nord-est era questa qua. Capannone, villette, nanetti, BMW in garage, questa era la comunità. Quelli che vengono da fuori puzzavano un po', ma andavano bene per lavorare, ma questa era la comunità. Ma anche quel ciclo è finito, perché è finito quel ciclo per cui era villetta, capannone, nanetti, consumo e finanza. E tu Aldo sai meglio di me che l'identità e la comunità era data dal capannone e da quelli che Marco Auger chiama i non luoghi, dagli ipermercati, non più le piazze di paese, ma gli iperluoghi dove si andava a fare comunità. Si scendeva dalla valle, si va giù, non so ben dov'è, basta citare il primo megastore che c'è giù, si va e si va lì. O la prima discoteca, tanto per capire, non è che poi, perché poi i modelli identitari sono questi. Quindi, fine di due cose, non puoi contare sul cittadino e non puoi contare più sul consumatore, con 2 T, cioè quello che consuma recitando. Consumatore, fa l'attore del consumo. Non bastano più queste 2 categorie rispetto a queste. Il vero problema è che devi ricominciare a ricostruire comunità dal basso. Allora qui per chiudere 2 consigli. Lo sai, l'ho scritto nell'ultimo libro in cui abbiamo discusso. Io dico, chi vuole lavorare sulla voglia di comunità,
chi vuol coltivare la comunità tenga presente che ci sono 3 grandi comportamenti collettivi che rimandano alla voglia di comunità. Primo grande comportamento collettivo: se la vuoi coltivare ti devi occupare dei rancorosi e degli incazzati. Il mondo è pieno di rancorosi e incazzati. Ai miei tempi i rancorosi e incazzati facevano la lotta di classe. Ora fa che io sono nostalgico, non mi vergogno. Oggi come oggi quello che conta è l'invidia sociale. Siamo tutti qui che aspettiamo la pubblicazione degli elenchi delle tasse per sputtanare quello che ci sta vicino. Siamo qui in attesa rispetto a questo, no? Vediamo un po' come va, voglio capire quello lì quanto guadagna. Una volta si diceva no, quello è il padrone, io sviluppo il conflitto e voglio ottenere di più. Ok, perfetto. Pieno di rancore. E il rancore è quello che dice che la comunità si costruisce anche, purtroppo, rinserrandosi. Tema problematico per te, perché il rinserramento presuppone anche la tutela. Dice: come? Mi rinserro nel mio verde, nella mia vallata, la tutelo, guai chi la tocca. Ma nello stesso tempo il rinserramento significa anche chiusura rispetto ai soggetti sociali. Quindi sono curioso di sentire cosa significa un paesaggio aperto, aperto ma non sventrato, dal mio punto di vista, non sventrato da quelle cose che però aperto nello stesso tempo, no? Allora, e quel paesaggio viene visto come una dimensione rinserrata dalla comunità, contro lo straniero, contro l'altro da sé, contro tutto ciò che viene dalla civilizzazione. Ok? Quindi in primo luogo bisogna lavorare su soggetti che hanno paura del cambiamento, perché questo è il punto. Quindi chi vuole coltivare la comunità, in primo luogo, mi dispiace, rispetto ai giovani architetti avventurosi che magari pensano di occuparsi solo dell'innovazione, gli dico: occupatevi anche, purtroppo, di quelli che hanno paura, perché se tu non ti occupi di quelli che hanno paura, che hanno in mente la villetta a schiera difesa dal filo spinato come modello abitativo, la tua architettura non andrà da nessuna parte. Il tuo costruire non romperà rispetto a questo. Le gate community, tanto le comunità chiuse, le gate community, modello Milano 2, Italia, ma basta andare in giro. Per fortuna ci sono 2 altre polarità su cui lavorare. C'è una forte voglia di comunità di cura, intendendosi per comunità di cura la voglia di prendersi cura dell'altro, in un rapporto di relazione, dentro il quale l'altro significa anche prendersi cura dell'acqua, prendersi cura del verde, prendersi cura di ciò che vedi, prendersi cura di ciò che mangi. No, ecco, la comunità di cura che è viva. Non ci sarebbero i festival se non ci fossero migliaia di giovani che hanno voglia di cura, nel senso che hanno voglia di occuparsi di altri, cioè non ci sarebbero momenti di questo tipo. E nello stesso tempo comunità di cura significa quelli che per ruolo devono occuparsi di produrre inclusione, di produrre cura rispetto agli altri da sé. Penso ad esempio come figure professionali, i medici, gli psicologi, gli psichiatri, gli insegnanti fanno cura. Un insegnante che fa bene il suo lavoro fa cura, produce educazione, produce inclusione, cura dell'altro, che rimanda al welfare in parte, no? Quindi cura. Cosa rimane dalla società di cura? Poi, per fortuna ancora, bisogna ragionare con gli operosi. Voi ne avete dato un esempio, certo, non lo dico per fare una marchetta o per lisciare il pelo. Se l'Enel apre i suoi spazi, è una comunità operosa, un soggetto dell'economia, attento al territorio, che ovviamente dice: aperto, faccio le centrali aperte, non sono il luogo chiuso del capitale che precipita sulla vallata alpina, la sfrutta e poi chi se ne fotte. Voglio dialogare, voglio capire. Cioè, quindi ad esempio la responsabilità sociale d'impresa rimanda a questo. Quindi ci vuole che per coltivare la comunità, caro Cipic, ti devi occupare di quelli che hanno paura e digli: non dovete impaurirvi, siamo un po' tutti nella merda, tanto per capirci, perché i grandi cambiamenti ci hanno messi tutti seduti nella dissolvenza della comunità, però da qui dobbiamo partire per incominciare a ipotizzare una comunità che viene. La comunità che viene la ipotizzi partendo dalla dimensione di coloro che hanno non il rinserramento ma il dialogo con l'altro da sé, e devi capire se i soggetti operosi
quei famosi che hanno fatto i capannoni che adesso vogliono trasformarli, o le grandi imprese, le grandi transnazionali che hanno capito che solo rapportandosi al territorio possono continuare un rapporto di sviluppo e che la finanza che produce denaro e basta è finita come grande ciclo, devi ripartire da qua. E quindi, ho finito davvero, credo che costruire, coltivare la comunità significa in primo luogo ricostruire in primo luogo, dando la palla a lui, un paesaggio sociale condiviso. Un paesaggio sociale condiviso. Senza paesaggio sociale non c'è nemmeno il paesaggio. Prima di passare la parola a Juan, volevo solo dire che comunque, dopo continuiamo la discussione, in quello che dici, cioè, ovviamente la complessità e le difficoltà sono enormi. La difficoltà ti mette di fronte alle scelte, perché voglio dire, o soccombi o decidi di cercare di vivere. Ma quello che dicevi anche tu della qualizzazione di queste parti, hai parlato dell'Enel per ultima, ma diciamo del capitale, degli operosi e di quelli di cura. Voglio dire, secondo me è il primo momento dopo tanto tempo in cui tu puoi ragionare in una situazione in cui un certo tipo di sistema ha mostrato molti lati deboli che hanno prodotto la dissolvenza di cui parlavi. Per cui volevo solo fare, per continuare dopo il discorso, ma che tante volte, che secondo me la storia di coltivare una comunità nella sua presunzione comunque è una necessità per sopravvivere, non è? Passo la parola a Juan, scusa della... Sì, buonasera. Veramente, sì, prima di tutto ringraziare tanto Aldo come a tutta l'organizzazione del suo gentile invitazione a partecipare a questo di comodamente, che mi sembra una parola molto bella, più bella, e devo dire che sto comodo. Prima di tutto mi sento proprio comodamente, che questo già incomincia a essere anche importante, no? Perché di solito quando fai fare un discorso tipo conferenza sei proprio troppo intenzionato e pertanto c'è una tensione aggiunta che ti mette intenzionalmente forse su argomenti che puoi aver ragione. Se questo di essere comodamente seduto, forse non hai ragione di quello che parlo, o forse ho la capacità di parlare con gli amici, con due Aldo, più comodamente e con voi, senza avere la motivazione di avere un risultato finale, senza avere una motivazione di arrivare a un punto che si riesca anche a capire il mio discorso. Pertanto già proprio dall'inizio dico che forse non si capirà nulla di quello che mi sfugge per la parola, e per quanto, come sono comodamente, mi permettete proprio che non si capisca neanche nulla su questo, perché non ho uno scopo di convincere a nessuno e anche né a me stesso. Bene, a me piacerebbe parlare, sono sbagliato, perché quando ho ricevuto l'invito di Claudio Bertorelli, anche Aldo Civic, vincolato con questi comodamente e coltivare la comunità, mi ha perso proprio la mente una barzelletta che non posso raccontare perché è un po' piccantina. Però finisce con una parola che a me mi sembra molto bella, che si chiama, lo dico in castigliano, che è lo stesso più o meno, dico la traduzione, però permettetemi che lo dica in castigliano, che si chiama, al finale della parola, come conclusione della parola, dice organícense. Questa è la battuta finale. E devo dire che questa barzelletta, che potete immaginarsi un po' piccantina, pertanto del rapporto tra le persone, e pertanto questo rapporto tra le persone un po' confuse, che alla fine la barzelletta racconta questo di organícense, già si capisce qualcosa della confusione proprio del rapporto tra le persone, prima senza raccontare la barzelletta. E pertanto a me mi piace molto questo senso di organizzarci. E mi sembra che quel momento che stiamo oggi abitando ha un problema di organizzazione. Credo che quello che manca oggi è che non sappiamo come organizzarci.
E pertanto, come la Barcelletta, succede di tutto. Succede di tutto, ma quello grave anche alle persone succedono di tutto, anche in situazioni molto penose. Ma il problema, per coltivare la comunità, mi sembra utile almeno fare un riferimento di qual è il senso di questa organizzazione, o almeno a mio avviso quali sono per me le chiavi di lettura che dobbiamo mettere almeno sulla tavola o sul cestino o non so, sulla testa, per riuscire a capire un po' meglio questo senso di organizzazione o mancanza di organizzazione o volutamente disorganizzazione. Pertanto non sono proprio quello partidario di dire adesso una conclusione che bisogna organizzarsi, perché forse quello che bisogna è fare una disorganizzazione. Pertanto non ho chiave di lettura e neanche giudizi o pregiudizi brevi capaci di capire un po' questa parola. E l'unico pregiudizio che ho è che sono architetto, pertanto fortunato sono in questo momento, per lavoro soprattutto, lavoro sull'architettura, ho lavorato sempre sull'architettura, sulla composizione e la progettazione dell'architettura. A me non mi piace molto la composizione architettonica, mi piace di più parlare di progetti architettonici. Sono una persona che le piace sempre il rapporto con questo dell'architettura, parlare anche di cultura, anche di arte, nel senso che la mia vocazione anche come architetto è vincolata a poi la direzione dei biennali, la direzione dei eventi e così via, e per fortuna anche in questo momento sono accademico anche, pertanto sono propriamente sfigato, se mi permette la parola, perché sono tre argomenti che oggi come rapporto tra loro mi trovo con grandissima difficoltà, no? L'accademia oggi è difficile capirla, bisogna una grande organizzazione, o meglio una assoluta disorganizzazione previa per riuscire a vedere come ci organizziamo. E come architetto sappiamo tutti la crisi assoluta che abbiamo anche di pensiero su questo elemento e sui valori culturali e su manifestazioni culturali. Per fortuna abbiamo questi e anche altri che non si confondono come eventi propagandistici soli, sino che hanno questa capacità di rapporto. Bene. E pertanto questo è l'osservatorio mio personale per riuscire a capirmi su questo di coltivare comunità, è proprio riferito a questa parzialità. È una parzialità, parlo di nuovo, che di architetto, di accademico, architetto paesaggista, o non so come architetto, semplicemente questo. E in questo io vedo tanti problemi per riuscire a capire coltivare la comunità. Prima, quando facciamo comunità parliamo di spazio pubblico, ma anche dello spazio privato. Ma il problema è che parliamo di una parola stessa, che parliamo spazio pubblico e spazio privato. Ma il grosso problema è che se noi ci mettiamo a dire adesso in questo momento, ma come si regola lo spazio? Quali sono gli strumenti oggi che abbiamo, oggi nella comunità, per regolare lo spazio? Abbiamo in qualsiasi caso tutti i piani urbanistici, tutti i regolamenti edilizi, tutti i regolamenti paesaggistici, tutte le norme e regole che sono capaci di introdurre quel termine spazio come elemento di pensiero e anche come elemento che regola l'organizzazione spazio, non posso dire altro che siamo assolutamente in crisi, perché il termine spazio è proprio vuoto come termine, ma anche come concetto, ma anche e soprattutto come strumento. Perché dico questo? Ho fatto un libro poco tempo fa, questa è la tesi che io porto avanti, è la tesi che io propongo di rifare come coltivare la comunità e pensare con i cittadini quali sono i nuovi strumenti o quella nuova concezione spaziale che abbiamo bisogno oggi per fare comunità. Ormai lo spazio pubblico non sembra che sia così importante come era prima. La piazza del Duomo, la piazza del mercato, sì, funzionano, però non sono centri di comunità, sono centri specialisti di usi e funzioni. La vecchia piazza del paese con il campanile e la torre, che nel Veneto, tra l'altro, è fondamentale, non sembra che siano elementi di riferimento oggi della comunità. È forse più importante il magazzino o il centro commerciale di periferia o di qualsiasi parte a livello di uso speciale tipo skateboard o qualcosa simile che veramente trova comunità o
trova la possibilità di una nuova comunità. Però senza entrare molto in questi aspetti, quello che vorrei precisare su questi termini dello spazio che sto parlando è una cosa molto semplice. Il termine spazio che stiamo sempre di più parlando e che è vincolato anche all'architettura, ma anche al paesaggio, ma anche all'urbanistica, la tesi che mi metto proprio sul tavolo è che è una tesi che è vincolata alla concezione fatta del secolo scorso. Sto parlando 100 anni fa. In questa concezione dello spazio era vincolato un problema di recinto. Il recinto era vincolato alla dimensione fisica, che era possibile fare una descrizione fisica, ma anche mentale e intellettuale del recinto e pertanto del limite. Il limite incomincia a essere un elemento vincolato alla possibilità di raccontare lo spazio. Questo oggi non c'è più. Non c'è più. Pertanto la propria definizione è ancora peggio. Gli strumenti che ci sono in tutti i regolamenti di norma, tanto urbanistici, architettonici, normativi, sono vincolati a argomenti concettuali che ormai oggi stanno assolutamente in crisi. Però non perché non funzionino, no. Non perché non siano utili, no, per carità. Forse sono utili in diversi casi, forse funzionano in diversi casi. Il problema è che bisogna assolutamente cambiarli per riuscire a capire quali sono i nuovi modelli che la comunità senz'altro ha trovato e sta facendo subito tutti i giorni e che noi non possiamo controllare, neanche dargli risposta. Ad esempio, per capire ancora meglio questo termine, il problema dello spazio è vincolato pertanto a questo senso del limite, del recinto. Come è possibile che nel senso paesaggistico, pertanto nei piani urbanistici di tutta Europa, si dica che ci sono dei recinti paesaggisti che chiamano unità di paesaggio? Il paesaggio non si può recintare. La natura non si può recintare come una stilo, come una matita e dire questo è interno e questo è esterno. No, perché l'albero cresce dopo, il giorno dopo. La natura cambia tutti i giorni. Il valore di modifica assoluta temporale del paesaggio, della natura, della geologia, del pensiero cambia tutti i giorni. E pertanto la incapacità di riuscire a capire che oggi la dimensione del recinto, del perimetro, del limite, del bordo, della perimetrazione, della delimitazione, come concetto e strumenti, bisogna toglierla. Assolutamente, perché non risponde in nessun caso alla realtà. E quando parlo della realtà, parlo di una nuova dimensione che abbiamo assunto di questi ultimi 15 anni. Di che realtà sto parlando quando parlo di questo? Parlo che coltivare la comunità, abbiamo imparato che coltivare la comunità non solo si fa con mattoni, non solo si fa con chiese, non solo si fa con piazze, si fa anche con l'ambiente, che 15 anni fa nessuno sapeva che cosa era. Nessuno. Tanti, però nessuno studiava quello. Da Humboldt si conosceva questo, però nessuno. Io mai mi hanno raccontato i miei studi di architettura e ho 3 master, sono ordinario di progettazione e così via. Nessuno mi ha raccontato che cosa è un albero in tutta la mia carriera. Albero. Nessuno. Nessuno mi ha raccontato che cosa era un prato. Nessuno mi ha raccontato il concetto di geologia come geomorfologia. Nessuno. Però so benissimo il calcestruzzo, il ferro, i mattoni, tutto questo lo so perfettamente. Non dico una crisi, non dico una critica a quello che noi gli architetti non dobbiamo sapere tutto questo, no. Quello che dico è che abbiamo assunto la responsabilità di introdurre altri elementi per fare una valutazione nuova di come fare architettura e pertanto come costruire e vincolare l'architettura a altre considerazioni che non sono più urbane, solo urbane, sino anche sono paesaggistiche. E pertanto c'è un livello nuovo e c'è il bisogno di introdurre altre materie. E in questa introduzione abbiamo, credo che posso dimostrare benissimo, o chiaramente, o almeno una ipotesi di confronto, che
gli strumenti che oggi abbiamo o che abbiamo costruito, che io sono il primo colpevole di questo, no? Tutti gli strumenti che abbiamo costruito per riuscire a fare il nostro lavoro come paesaggista, architetto, ingegnere, mi sembra che dobbiamo assolutamente cambiarli. Ad esempio le normative, le perimetrazioni, le recinti, il concetto di spazio. Perché, ad esempio, di nuovo, quando parliamo di normativa di costruzione di un spazio parliamo soltanto come misurazione di metri quadri, non parliamo di geometria? Perché diciamo che è più normativo 2 metri quadri di costruzione, o perché il regolamento di costruzione è vincolato soltanto nel senso del numero metrico e non parla di proporzione? La bellezza sempre parla di proporzione. Perché l'architetto abbiamo perso il valore della proporzione per raccontare le nostre misure? E invece già nessuno parla di proporzione, si mette sempre soltanto no, è che ha 200 metri quadri la mia casa e sembra che è più bella che sia 70. Pertanto il valore della numerazione è un valore di numerazione che non c'entra nulla con il valore, in questo caso del paesaggio, anche nel senso del territorio. Come diceva benissimo Aldo Bonami, il concetto di spazio e il climax è quando siamo arrivati alla perfezione dell'uomo, di se stesso, nel senso che ho la villa, la piscina, la casa, però quando scatta qualcosa in più, che si sente che non è perfetto quello, che è quello che stiamo vivendo adesso, il problema è che ormai gli strumenti che regolano quello, tanti metri quadrati di giardino, una piscina di tanti metri, una casa di tanti metri quadri, come valore assoluto che bisogna concludere che parlano di qualità, sappiamo che questo non c'entra nulla con la qualità, sino sono superfici banali, che quello che conta soltanto è un problema economico. Come abbiamo in crisi tutto il problema del rapporto economico come valore assoluto, entriamo in crisi in valore concettuale. Il senso del valore spaziale, pertanto, mette l'imbarazzo assoluto di una mancanza assoluta di controllo strumentale di tutte le discipline che lavorano sulla ipotesi di costruire meglio il territorio dove abitiamo. E la risposta è chiara: di questi ultimi 20 anni non credo che ci sia un piano urbanistico buono nel mondo. Nel mondo. O i risultati, meglio dirlo per non farlo così violentamente, o meglio, i risultati dei piani urbanistici che fanno la crescita delle città sono, secondo me, un disastro. Un disastro. E questo i colpabili siamo anche noi, gli architetti, perché non siamo in grado di mettere in questione quali sono gli strumenti che dobbiamo mettere in grado oggi per fare il progresso, la civilizzazione, ma anche la cultura della comunità. In questo caso non sappiamo cosa fare. E io mi trovo assolutamente nell'imbarazzo di dire che per me il paesaggio è proprio questa forza di riuscire a mettere sul tavolo le contraddizioni oggi che mi trovo quando faccio il mio lavoro. Quando parliamo di paesaggio o parliamo di architettura parliamo sempre di oggettini o di oggetti. No? Io credo che oggi il problema non è un problema di oggettualità, è un problema di rapporto tra le cose. Quello che bisogna trovare nei piani urbanistici, nel progetto di architettura e negli impianti, in tutto questo sono rapporti tra, non sono oggetti a se stessi. Per molto bello che ci sia, no, questo non è il problema è come riuscire a trovarci rapporti tra le cose, ma rapporti tra le montagne, a me mi piace moltissimo quella strada, mi sembra una grandissima capacità, non di come è fatta ingegneristicamente o architettonicamente, sino come è possibile costruire attraverso un territorio che è in Loma e come questa autostrada, l'altezza che ha, non è soltanto un problema del modello o del tracciato, sino la possibilità di capire che non fa una modifica dell'orografia originale del territorio. E questo per quello mi interessa i 2 pilastri invece che uno, perché questi 2 pilastri permettono anche la separazione superiore delle 2 messe, delle 2 tavole proprio del disegno, no una. Si fa una, abbiamo un problema grossissimo, che il livello è proprio giusto e pertanto appare una dimensione molto più grande. Bene, questi strumenti che stiamo parlando oggi, che sono qui, bisogna introdurlo come valore proprio normativo. Io sono convinto che oggi è quasi impossibile fare un'autostrada come quella. Quasi impossibile. Perché? Perché sono aperte
proprio sulla tavola tutta una condizione ambientale che, parlo impatto ambientale, che saranno impossibili farlo. Come di solito si fa quando facciamo il bagno. Di solito, se andiamo a Sicilia, ad esempio Taormina, Catania, è pieno di elementi di terra vulcanica dove in estate approfittiamo tutti per fare dei legni, dei elementi per riuscire a andare a fare il bagno. Non sono architetti quello che non fanno, sono forse quello che ha un baretto lì e mette lì per fare il martini o la birra o questo e così via, e fa un panorama, un paesaggio assolutamente gentile. E gentile parlo perché per le persone, per riuscire che uno della mia età, del mio peso o altri anziani siano capaci di fare il bagno e di tuffarsi, e quelli che non possono tuffarsi non si tuffano, e quelli che hanno possibilità di tuffarsi si tuffano, e quelli che deve fare una scalina pianissima la fa. Questa è la normativa attuale di costruzione del paesaggio del litorale di tutta Europa, è vietato, perché sembra che questo si chiama abusivo. Questo non è una comunità. Pertanto il problema è che coltivare la comunità, e posso seguire facendo esempi o riferimento su questo, parlando su questo argomento soltanto della crisi dello spazio, del valore dell'istrumento dello spazio e del concetto dello spazio, che secondo me bisogna cambiarlo, però attenti, ci sono altri concetti di spazi prima delle avanguardie artistiche del secolo scorso, tanti. Il concetto di spazio non è omogeneo. Non sempre nella storia dell'umanità il concetto di spazio è lo stesso. Il problema è che in questo momento è proprio uno dei momenti dove io rivendico la modifica assoluta intellettuale, concettuale, strumentale, politica, etica e estetica del concetto di spazio. E senza questo cambiamento del concetto di spazio non posso coltivare una comunità. O senza riuscire a capire, come appena detto Aldo Bonomi, un paesaggio sociale dello spazio, in questo caso aggiungo io, è impossibile coltivare la comunità. Oggi il nostro spazio non è solo la nostra casa, il nostro habitat, è qualcosa in più. Io faccio un esercizio molto interessante, che è con chi ti mette in relazione tu, la tua casa, e con altro esterno alla tua casa. Come esercizio parlo con gli studenti, no? Per vedere come sono i riferimenti di loro in rapporto con il suo elemento fisico e la sua persona, no? E i risultati sono incredibili. Qualcuno parla di un libro, qualcuno parla di un libro mentale, qualcuno parla della casa del vicino, o qualcuno parla della casa della sua fidanzata, o qualcuno in maggioranza parla del desiderio della casa futuro che lui avrà nel futuro, che è una pazzia, perché è una mancanza del riconoscimento del suo spazio. Bene, per concludere questa prima puntata o prima riflessione dirò due questioni molto semplici, parlando sempre della comunità. Il problema di questo senso dello spazio, della mancanza dello spazio, o questa critica dello spazio e della organizzense, secondo me il problema è che veramente abbiamo chiarissimo che il problema istituzionale bisogna risolverlo. Questo è chiaro, questo è chiarissimo. Ma c'è un'altra cosa. Il problema è che siamo resi conti e stiamo rendendo conto che adesso incomincia a avere il problema personale. La persona ha cambiato il ruolo. Oggi credo che nessuno ha tanta fiducia dell'organizzazione istituzionale. Claro, il problema è forse neanche abbiamo tanta fiducia in noi stessi come persone. Il problema è che noi dobbiamo supplantare una possibilità, che forse abbiamo bisogno di costruire un paesaggio nostro prima, perché siamo vuoti come lo spazio. Ci manca la costruzione del nostro spazio personale, mi sembra, per riuscire a parlare di una comunità coltivata con spazi personali, che non sono più istituzioni. Fino a che punto mi metto in contatto, in rapporto io con gli altri, come comunità, nel senso del paesaggio? Forse me lo trovo con un albero, forse me lo trovo con un landscape, con un prato, forse me lo trovo con un edificio o sotto il portico della mia casa, ma questo è banale. Alla fine quella mancanza che abbiamo veramente
è che io non voglio essere da solo nella bellissima casa che ho costruito, sotto l'albero bellissimo, alla ombra del pomeriggio, sino devo essere con altri. E devo convincere agli altri di venire alla mia casa o io andare a loro. O forse meglio, costruire una casa nuova dove il valore dello spazio cambia assolutamente i valori personali che abbiamo in questo momento, perché i valori personali non c'entrano nulla con questi elementi della comunità che abbiamo bisogno di costruire oggi. Quello che ti volevo chiedere di questo è che in un momento in cui è massima la sfiducia nelle istituzioni e in un momento in cui i tempi di reazione delle istituzioni su quello che stai dicendo tu sono tempi indefinibili, cos'è la possibilità di azione che ci può essere rispetto rispetto al fatto di organizzarsi, come hai detto con la battuta iniziale, cioè organizzate in qualche modo come la vivo io di quello che dici tu, e di dire se non c'è qualcun altro che lo fa, che però dice la legge ed è un confine molto preciso la legge, qual è il margine di azione che c'è nell'organizzarsi tra quella che è un'iniziativa di persone di buona volontà e un sistema che non reagisce, che voglio dire è il governo, ma è la scuola nello stesso modo, cioè la sfiducia dei giovani di cui si parlava è un'incapacità, cioè è la frustrazione di voler innescare qualche tipo di processo che in qualche modo va a stimolare delle forze alte rispetto alle istituzioni. Sì, molto velocemente con esempi molto concreti. Ho conosciuto diverse esperienze, una di loro è vicino a Bressanone, tra l'altro, più che Bressanone, la parte austriaca di Bressanone, e anche vincolato a un'altra parte che si chiama Vorarlberg, anche in Austria, come esempio, no? Per esempio la procedura normale di fare le case lì, le case private, sono concorsi privati. Quando parlo di concorso privati, sono che un proprietario decide chiamare a 6 a 7 architetti, no? Per dire guarda, io non lo conosco, forse ti conosco a te meglio, o forse conosco a 2 o 3, ma a me piacerebbe fare un concorso per farmi mia casa. Questi sono gli argomenti miei, mi piacerebbe tal. Per quello non si fa un contratto, per quello non si chiama l'ordine professionale, per quello soltanto c'è un rapporto umano che io sono un professionista, io so che lui mi pagherà per il lavoro che faccio, non bisogna mettere il lavoro, sino che è soltanto delle idee di procedura. Quanto li cobro io a lui? Io vado all'ordine professionale, devo fare una plica formale, devo fare l'avviso professionale, devo mettere il budget, devo mettere l'avviso, devo avere il regolamento, devo avere tutto. Per cosa? Per 2 schizzi, per 3 schizzi. Io sono architetto, forse sto mettendo terra su me stesso, però mi sembra molto più naturale e umano che questo proprietario che vuole fare una casa si metta in rapporto con architetti e che lui decida, dopo di vedere le risposte degli architetti, che sono 2 schizzi, 3 proposte, le paga a ognuno e dopo decide qual è la scelta sua. Questo mi sembra che è una cultura che oggi non abbiamo. Parlo del privato, pertanto il privato deve assumere la qualità e la qualità deve essere assunta come una discussione continua. Senza qualità, secondo me, non si può continuare a coltivare la comunità. La comunità ha bisogno di qualità e la qualità è un sforzo umano di persone, non di una persona, sino del confronto tra le persone. Io ho fiducia nella qualità delle persone che sono capaci di mettersi in confronto continuo per fare qualsiasi cosa. Però sempre che si parla di qualità, che non si parli di budget, che non si parli di economia, che non si parli di budget proporzionale, burocratico, vincolato con l'ordine e così via. No, questo lo stanno facendo tutti i giorni, tante persone. E non sono morti per strada, e non sono affamati, hanno soldi.
hanno una dichiarazione fiscale molto più forte che la nostra, hanno una competenza fiscale anche in rapporto con la comunità molto più chiara. Se io per fare questo schizo, che lo faccio in 3 giorni, 4 giorni, una settimana, prendo 1.000 euro, mi va benissimo. Questo ha fatto una risorsa assolutamente, se conoscete Vorarlber, in rapporto con il paesaggio, con l'architettura, con il rapporto delle case con l'architettura e il paesaggio, con l'ambiente, con le risorse energetiche e così via, fondamentale. Pertanto bisogna capire, in questo caso come primo argomento, del privato piccolo, e pertanto forse il scalino più piccolo, che la qualità è assolutamente fondamentale in qualsiasi procedura per coltivare la comunità. Fondamentale. Scusami. Sì. Coltivare la comunità, e parlo di quello del capanone benissimo. Non è un problema il capanone, il problema è capire la qualità del capanone. Non è un problema questo del problema della casa, come si chiama quella nuova legge, casa clima, no, progetto casa ecologica. Non è un problema il progetto casa ecologica, sino che la misurazione del progetto casa ecologica è vincolata ai metri quadri, di un 20 metri cubi in più di quello permesso. Questo è una stronzata proprio tremenda, perché quello che si deve fare è un nuovo intervento che si chiama parassiti. Sono elementi costruiti su elementi costruiti, che sono elementi nuovi perché hanno una condizione climatica o una condizione energetica o una sollecitudine nuova che c'è bisogno farla, però bisogna farla con qualità. Non è un'aggiunta, come un ampliamento. Si parla del progetto casa come ampliamenti di casa, per riuscire a mettere 1 metro quadro in più, con un fatto quasi... no, questo non è possibile. Il problema della qualità deve essere inserito in tutti i meccanismi che bisogna fare nel territorio, e questo va da una strada a un capanone, anche a un progetto casa. E questo senso della qualità deve essere discusso, e quando dico discusso deve essere confrontato, non solo il proprietario, deve essere confrontato, deve essere discusso nel senso di mettere diverse persone a tavola per discutere, non soltanto come discipline, sino come conoscenza. Io non credo tanto oggi più nelle discipline, credo di più nelle conoscenze. Preferisco sedermi con persone che sono di altre discipline diverse a mia, perché così imparo io. Non per io aver ragione, sino per offrire la possibilità di imparare io un po' meglio, e forse contribuisco meglio a risolvere il problema dell'altra forma. Il problema della disciplina è un invento universitario accademico che ormai spero che sia morto. Spero che sia morto. Questo lo possiamo dire qua. Se lo diciamo questo all'università, tanti colleghi miei mi ammazzeranno con coltelli sulla strada. Però bisogna dirlo anche all'accademia, bisogna dirlo anche all'accademia. Per quello dico, per me la qualità deve essere condizione essenziale di riuscire a trovare tutti gli strumenti capaci per farlo. Scusa, quello che volevo, forse mi hai risposto in un altro modo, ma quello che dico, a prescindere diciamo dal lavoro di architetto specifico, forse hai risposto di più con l'ultima parte a quello che mi interessava, cioè che il fatto che la disciplina non è più fondamentale, ma è un insieme di conoscenza, sì, è una conoscenza trasversale che è quella che ti permette. La domanda mia è se quell'insieme di persone che hanno una conoscenza trasversale, secondo te, hanno uno spazio di manovra per incidere sulle azioni che si possono... Oggi no. Questo è una cosa come la barzelletta. Organizzesi. Sì. La comunità che viene. Se tu vuoi coltivare la comunità, devi, gioco forza, partire da alcune constatazioni indispensabili. La prima, ribadiamola, basta con la dittatura delle discipline e della codifica della burocrazia. La normativa a cui fa riferimento è ovviamente la palingenesi delle discipline e sono la negazione della conoscenza. La comunità che viene è una comunità di soggetti che mettono assieme le conoscenze. Un dato delicatissimo.
lui ha detto e che io condivido in toto, il rapporto tra economia formale, economia informale ed economia illegale. Qui bisogna essere chiarissimi, perché ovviamente esiste l'economia illegale con cui nessuno di noi ha niente a che fare. Sono le mafie che ovviamente distruggono il territorio, distruggono la comunità, eccetera, eccetera. Ma attenzione, questo rapporto di controllo del territorio produce che i signori delle discipline e delle burocrazie normano anche il passaggio al mare per la persona anziana che non ce la fa. Questo è il punto. E quindi ovviamente quella capacità creativa della comunità dal basso, che in base alla conoscenza, in base a quella che lui ha detto un'eresia, in base alla trattativa privata di un signore che chiama altri 6 signori come nella città ideale del Rinascimento e gli dice: fammi il bozzetto di casa mia e poi vediamo, io sono il mecenate e tu sei l'artista, perché questo è il punto, no? È illegale, non puoi farlo, vieni subito denunciato all'ordine, non solo all'ordine ma anche sei fuori dalla disciplina. Allora, questo è un punto nodale. Sembrano banali esempi che rimandano a 3 grandi questioni. Una prima questione filosofica. La questione filosofica è che ovunque lo prendi il mondo oggi dal punto di vista epistemologico, la filosofia, la sociologia, l'architettura, la psichiatria, il vero problema è che tutti quanti le discipline che si stanno trasformando in conoscenza stanno ragionando intorno a un punto solo: la crisi totale del soggetto. Siamo arrivati lì tutti, la crisi del soggetto e la crisi del organizzatevi, perché quei modelli di organizzazione del Novecento, di disciplina, compreso la statualità, compreso gli spazi sovranazionali, lui fa Parlamento europeo, quante cose noi andiamo a Bruxelles, dopodiché torni indietro e dici: ma dove cazzo sono capitato? Nel supremo edificio delle discipline, ci siamo capiti, perché poi lì mai un burocrate europeo è il massimo della patologia da questo punto di vista. Tu sei in questa dimensione, tutti quanti siamo arrivati alla crisi del soggetto e quindi, ad esempio, nei miei percorsi sociologici, io sono arrivato, lo sai benissimo, il prossimo libro mio dice: depressi di tutto il mondo, unitevi. C'è alternativa, non è più il problema, cioè, capisci, organizzati, no? Per tornare alla barzelletta, non è più il problema di organizzare. Sei depresso, hai un certo disagio, non riesci a esprimerti, non riesci ad abitare bene, il tuo spazio non ti funziona, la tua sessualità non ti funziona, il tuo rapporto con la felicità non ti funziona, il tuo rapporto con la professione non ti funziona, il tuo rapporto col salario non ti funziona, il tuo rapporto col welfare, col lavoro, vai avanti. Sei depresso, unisciti con gli altri e cerca di ricostruire ciò che si sta, virgoletto, destrutturando. E quindi l'accompagnamento della comunità parte in primo luogo dalla constatazione soggettiva del proprio disagio. È quello che ha detto lui, dal suo punto di vista. Dice: sto in una casa, è una casa di merda, quando parlo della casa parlo di quella che ci sarà e non quella che abito, perché non ci viene più nessuno. Ma quello, parti dal tuo disagio, che è un tuo disagio rispetto al paesaggio, allo spazio all'abitare. I miei disagi che studio io sono altri. Sono solo, non mi basta più il salario, no? Devi partire da lì e qui ricostruire. Ultimo punto, questo rimanda a un ragionamento profondo su cosa significa, visto che il festival qui chiama architetti, cioè cosa significa fare professione. Il problema quindi è che tu hai dei modelli che vengono dati dalla gerarchia, dalle università. E i modelli che noi diamo sono quelli delle archistar, ma è la follia, è esattamente quella roba lì. L'archistar è ipermodernismo e procedura. Quindi incominciamo a destrutturare quei modelli e dire che il problema
è il costruire la comunità negoziando passo passo e ricominciare a fare professione in questo modo. Questo è il punto vero su cui si ricostruisce paesaggio sociale, paesaggio collettivo, ma partendo dal proprio disagio professionale. Primo luogo, visto che parliamo ad architetti, bisogna partire da qui, dal disagio che c'è nei tanti studi, studioli, eccetera. Dici: che faccio? Non so più cosa fare. Si parte da lì e si ricostruisce. Ovviamente se tu parti dal tuo, ti accorgi che quello che ti sta a fianco ha gli stessi disagi motivati da altre cose. Quindi ricominci a ricostruire. Ma siamo arrivati a questo punto. La cosa positiva è aver messo assieme più soggetti che arrivano alla dimensione critica del soggetto da cui ripartire, e la ricostruzione della comunità da accompagnare è questa roba qua. Posso aggiungere una cosa molto, più una battuta che altra cosa. È un lavoro che ho fatto in un'isola piccola. Alla fine mi sono trovato in una grandissima difficoltà, un lavoro di sistemazione architettonica territoriale anche abbastanza importante, no? Alla fine io non sapevo quali erano i desideri dei cittadini, no? Sapere, ma quali sono i vostri desideri, no? Perché tu non mica vai a porta a chiedere a lui qual è il desiderio di lei, qual è il desiderio di lei, no, è impossibile, no? Però e questo dove si vede questo? Poi si vede nella letteratura, si vede nelle riviste, si vede nel giornale, si vede nella poesia, si vede in tante cose che una cultura, che un popolo, che una comunità ha. Pertanto la cultura della comunità quello che offre è questa possibilità di essere capaci di fare letture attraverso di tante motivazioni, e l'arte, la cultura, la narrazione, la lettura è fondamentale. Pertanto quello importante è che gli artisti facciano arte bello, che quelli che fanno teatro facciano teatro grande, che vada la gente a vedere e così via. Bene, io ho scoperto in questa piccola isola, non so come si chiama, mi sembra che si chiama ologramma come questa visione, sì, è giusto. Ho scoperto che dopo ho confermato questa sensazione che aveva, che l'ologramma di quelle persone che abitavano lì, che sono abbastanza, erano due desideri mentali, una per l'inverno e una per l'estate. E l'inverno volevano abitare tutti in una casa con un po' di giardino o prato, con alcun albero, ma anche un piccolo orto vicino alla sua casa con garage, ma senza rumore, lo più vicino alla montagna, senza essere vicino alla strada, neanche alle agglomerazioni della comunità che facevano rumore per il giorno o per la notte. Invece l'estate volevano essere in un appartamento piccolo, lo più vicino alla spiaggia, e non gli importava molto che la pizzeria o il bar sia sotto. Questo è l'ologramma. Costruisce pensieri, anche paesaggi terrorifici, che sono la città turistica e la città di campagna, e questo è l'ologramma che abbiamo in testa. Non c'è più. Questo è quello che mi sembra che come comunità bisogna essere attenti, di coltivare la comunità bisogna essere attenti a quelli che, parlando di ologramma, parlavano della crisi dell'ologramma 20 anni fa, come diversi poeti o di poesie che parlavano della crisi della individualità come valore di questi ologramma di casa di campagna o casa di campagna con l'orto, con la piscina o con qualcosa, e pensavano questo. O tutta la critica fatta negli anni 60-70 su questo senso del sviluppo come elemento di civilizzazione, e questi sono dati che noi abbiamo per lavorare. È la cultura nostra, e questa cultura non è per dimenticare. Io, come dico sempre, non ho visto a nessun architetto studiare nel suo studio, neanche ho visto libri nelle studio di architetti o biblioteche, più che libri no, biblioteche. No? Quello che noi dobbiamo fare è lavorare, è studiare. Perché non abbiamo biblioteca nello studio? Perché siamo professionisti, perché sembra che la professione già non c'entra nulla allo studio, che non bisogna prendere gli elementi culturali che noi vediamo nella società, nella comunità, nella capacità di riuscire ad andare a cercare come un esploratore, a cercare dove sono i problemi
per riuscire a metterlo come elementi, come argomenti capaci di offrire questo come proposta, mi sembra che questo bisogna scoprire di nuovo. No, questo credo che sia il principio, cioè quello che hai detto adesso, dell'accumulare tutta la... cioè è secondo me il mezzo che tu hai per avvicinarti agli altri depressi o gli altri patologici ottimisti che nella loro depressione credono di essere ottimisti, perché alla fine credo che anche in quello che dici tu, se io parlo da ottimista dico quanto tempo ci vuole perché crolli tutto per poter assistere alla dissolvenza e cominciare con una logica o con un approccio o con delle modalità che siano differenti, cioè l'errore sta in questo concetto, in questa parola che hai detto, quanto ci vuole che crolli tutto, nel senso che su questo palco credo che tutti e tre abbiamo aspettato che tutto crollasse e tutto cambiasse e ci ritroviamo dopo i 50 che ci siamo accorti che nulla è crollato ma tutto è cambiato. Però non è il crollo, perché se noi aspettiamo il crollo verticale non avviene, perché il crollo verticale va per meccanismi che lui ti ha spiegato benissimo dal punto di vista discipline, normative, burocrazia. Vuoi che ne aggiungiamo altri? Borsa, finanza, lettere A, debito pubblico, la crisi è... sai se capito, è dal 2000, è dallo 08 che va avanti, no? E che nulla sarà più come prima. Quindi non è che tu puoi aspettare il crollo. Ci mettiamo qua e dici, vabbè, crollerà questo sistema. Aspettiamo, no, il problema è il crollo. Il problema è capire che dentro il divenire si producono gli elementi di progetto, di controprogetto critici antropologicamente. E il problema è proprio quello che diceva lui prima, che tu non puoi più stare sull'antropologia precedente. Cioè quel modello che lui ha elencato perfetto, dice, cosa vuoi per l'inverno questo, per l'estate questo, è un modello, e non è lì. Devi incominciare a ricostruire partendo dal disagio, dal malessere, dallo spirito critico, che è tanto, perché tu puoi dire in questo, ad esempio parlando del nostro paese, ma parlando anche del suo, io credo che lui abbia preso il piano strategico di Barcellona tra i denti. Io sono stato mandato dalla commissione a occuparmi del piano strategico. Il piano strategico di Barcellona era che comunità si costruì. Ognuno ha il suo grande cambiamento. Se tu parti da questo discorso e ti rendi conto, ad esempio, che la cosa strana che sta avvenendo in questo paese, che se tu guardi il dibattito del crollo atteso, no? Tu dici, beh, poi invece vai per territori, per spazi, per luoghi critici e ti ritrovi giovani che ragionano, situazioni di disagio. Tu devi lavorare su questo. Poi ogni tanto nel tuo lavoro trovi anche la perlina, nel senso che trovi anche l'imprenditore critico che vuole ridisegnare il suo spazio del capannone. Bene, l'aggiungi, ma la comunità la coltivi in questo modo, mettendo assieme tutte queste cose qua. E fare professione significa questo, non significa più stare nello studio a aspettare o andare a fare professione, significa rompersi le palle lungo il fiume, mettere assieme tutti i soggetti e costruire quelle coalizioni che permettono di, virgolette, manutenere la comunità che non c'è. Pare che sia sufficiente. Vi ringrazio tantissimo.